Eccoci, allora vorrei rivolgere la domanda che Luigi Andrea Rossi. Telatin faccia la domanda ad Andrea Rossi in proposito appunto agli eventi storici, prego, faccia pure la domanda. No, la risposta. No, volevo chiedere, scusa Andrea, ti do del tu, Certo, no, ma per carità, assolutamente. anche perché sono più vecchio di te, quindi Vabbè, questo poi lo vedremo. diritto acquisito. No, volevo dirti, ecco, da un punto di vista storico, di analisi storica, ci sono dei momenti e dei fatti che sono dei riferimenti certi, che ci permettono di lavorare e di discutere sulla mafia a un livello un po' superiore rispetto a prima di Falcone e Borsellino e al prima del processo. Quindi è vero che c'è una nebulosa dentro la quale un po' c'è tutto, ma ci sono dei punti chiari anche dal punto di vista storico, secondo te? Allora, io ne parlo, diciamo, da storico, ma non da storico delle mafie, perché attenzione che all'interno di un mondo che è come quello della ricerca storica, che si deve basare sui documenti, che si deve basare sui fatti, che si deve basare... Esiste una corrente che è quella degli storici, degli studiosi di mafia, che è una corrente molto specializzata, cioè, parlo di persone che hanno delle conoscenze specifiche che io ammiro, perché è davvero non sempre semplice fare un'analisi. Allora, il mio punto di vista è questo: io tendo a scindere due criteri. I fatti accertati, certamente ci sono anche dei fatti accertati. Condivido molto da quello che è stato detto in precedenza dal dottor Torani, per la questione che riguarda a un certo punto la ridondanza delle informazioni. Attenzione, perché molte informazioni, nessuna informazione, molta chiacchiera, nessuna chiacchiera, molti scoop, nessuno scoop. Ed è un problema grosso dal punto di vista, diciamo, dell'analisi storica. Certamente c'è un prima e un dopo rispetto al maxi processo, le conoscenze che c'erano prima e anche il peso e la responsabilità accertata che c'è stata con quel processo è importante, è decisiva, ci sono dei nomi, ci sono delle condanne, ci sono dei fatti. Però ricordiamoci che c'è sempre questa corrente parallela che scorre assieme ai fatti, che sono le informazioni. Allora, le informazioni a questo punto, per quanto riguarda noi contemporanei, quando è che sono importanti? Sono importanti nel livello che anche tu dicevi, che è il livello educativo. Sì. Cioè, le informazioni quando è che diventano importanti? Quando riescono a creare cultura, a creare un comune sentire, a creare un sentimento diffuso. Quelli sono importanti. Cioè, sono importanti se sono funzionali. Sono importanti se sono cose che contribuiscono a creare cultura. In questo io vorrei aggiungere un dettaglio, cioè c'è un ulteriore fattore che contribuisce a fare chiarezza e a dare una svolta culturale che ancora non è stata detta, ma che a detta poi anche di molti testimoni di giustizia, di molti che sono stati processati, che è stato poi il discorso del Santo Papa Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi. Certo. Cioè, ricordiamoci che cos'è stato per la cultura siciliana avere un'invettiva di qualcuno che dice: attenzione, non ci sono solamente i giudici quelli che vi portano davanti a un tribunale. Verrà un giorno il giudizio di Dio, detto da un Papa, detto dal massimo esponente della Chiesa Cattolica, detto nella Valle dei Templi. C'è un pezzo di quel discorso che non viene citato, ma che secondo me è importantissimo, quando dice ai siciliani: voi che avete una cultura che ama la vita. E dice, però in quel discorso, mi dispiace perché poi dice delle cose talmente importanti che quel pezzo passa sottotono, ma lui dice: voi che siete un popolo che ama la vita e voi spargete cultura di morte. Secondo me è quasi più decisivo che il richiamo al giudizio di Dio. Cioè,
mette i siciliani di fronte a un fatto, cioè che loro sono un popolo che ama la vita e che sono rovinati da una cultura di morte. Certo. Quello secondo me diventa un fattore culturale ed educativo centrale. E passerei la parola a Luigi Telatini, così si completa questo concetto. Scusa Andrea, sono d'accordo con te, e soprattutto io un po' ho approfondito il discorso del Papa. Tu sai che il Papa ha fatto quel discorso perché lungo il tragitto per arrivare ad Agrigento aveva incontrato i genitori di Rosario Livatino. Di Rosario Livatino, sì. Ecco. E spieghi ai telespettatori. Sì, Rosario Livatino era un giudice di Agrigento, giovanissimo, chiamato il giudice ragazzino, un bellissimo film che è stato fatto anche, ma che lui è stato ucciso proprio nel tragitto che andava, e che è anche beato adesso esattamente, è un beato della Chiesa Cattolica. È un beato esatto. della Chiesa Cattolica così per inciso. Ma quello che mi interessava era che l'agenda poi l'ha ricevuta, credo, e la conserva ancora Don Luigi Ciotti. E diceva una delle frasi che io ripeto spesso e rispetto anche ai ragazzi, che noi alla fine della nostra vita saremo giudicati non perché siamo stati credenti o non credenti, ma se siamo stati credibili o non credibili. Certo. E il Papa è partito da questo presupposto e ha fatto quell'invettiva che era la prima volta praticamente che la mafia veniva scomunicata, no? Esatto. Però Andrea, qual è stata la risposta della mafia? Ha ucciso. Il 15 di settembre, no? È stato ucciso Don Pino Puglisi. Don Pino Puglisi, beato anche lui. Beato anche lui. Allora, io voglio dire che la mafia ha risposto immediatamente, e anche con Don Pino Puglisi, se lo studiamo dal punto di vista educativo, come io spesso faccio parlando con i ragazzi, anche lì scopriamo delle certezze, lo dicevi anche tu, dal punto di vista educativo. E questo purtroppo è grave, che noi abbiamo tante volte una pedagogia che affonda i piedi sulla morte di persone estremamente importanti. Certo. Allora, sarebbe lungo da parlare di questi fatti, perché la mafia si era appropriata anche in certi periodi della religione cattolica. E quindi è stato, quell'azione del Papa è stata una rottura secca, voi siete da un'altra parte. Quello che dice voi siete, amate la vita e create la morte, è una rottura totale che precedentemente non c'era stata. No. Allora, però passiamo al primo contributo. Questi contributi che noi vi faremo vedere non li abbiamo fatti noi, li abbiamo presi dalla Feltrinelli, perché la Feltrinelli e poi altre case editrici stanno diffondendo un libro di Pietro Melati, I segreti indicibili di Via D'Amelio. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un libro che raccoglie tutta la documentazione, ed è uscito in questo momento, è uscito circa 10 giorni fa, e che è in libreria e che consigliamo di vedere, perché raccoglie tutta l'esperienza, ecco quello che vediamo adesso in video, tutta l'esperienza che questo Pietro Melati, che è un grande personaggio del giornalismo italiano, che non è sufficientemente presentato, e che lo presenteremo noi con l'aiuto di Tullio. Certo, come no, certamente. Piero Melati è un palermitano, vice redattore capo del Venerdì di Repubblica, e si occupa di attualità, di cultura. Ha seguito per il giornale L'Ora di Palermo la guerra di mafia, il primo maxi processo a Cosa Nostra, autore della Notte della Civetta, storia eretica di mafia di Sicilia e d'Italia. Adesso ha pubblicato questo libro, la copertina
lo vedete in sovraimpressione, Paolo Borsellino, Per amore della verità, con le parole di Lucia Manfredi e Fiammetta Borsellino. Ecco, nel presentare questo libro ha rilasciato un'intervista da quale noi abbiamo estrapolato alcune delle risposte, Armando. Sì, e allora partiamo col primo frammento e poi lo commenteremo. Pietro Melati, processo, depistaggio. Ma questa storia ha questa caratteristica. Dopo la strage di Via D'Amelio del 92 ha continuato a evolversi, come dice Fiammetta Borsellino, nel bene e nel male nel corso di tutti questi 30 anni. Il caso dell'affare Borsellino ha avuto decine di processi nel corso di questi anni, tra quelli fasulli e quelli veri. L'ultimo riguardava 3 dei poliziotti accusati di calunnia formalmente. Nel codice penale la calunnia corrisponde esattamente al reato di depistaggio, cioè un'accusa che riguarda il fatto che io colpevolizzo un innocente e fabbrico delle prove contro di lui. Era un reato che prevedeva la calunnia in concorso per favorire la mafia. La Corte ha derubricato questo aspetto, per cui la semplice calunnia è passata in prescrizione. Si dà una lettura, doppia di questa sentenza, perché da un lato si dice che la famiglia Borsellino continua a non avere giustizia, perché comunque questo reato è andato in prescrizione. Dall'altro si dice però è la seconda conferma dopo la Cassazione che depistaggio c'è stato. Ci si può chiedere oggi se il depistaggio non doveva favorire la mafia, come la Corte ha detto, chi doveva favorire? Le istituzioni. Quindi apre un capitolo nuovo questa sentenza, apre un ennesimo capitolo dentro questa storia. Apre un capitolo sul depistaggio che viene derubricato, praticamente viene annullato, e Francesco Trotta. Sì, il depistaggio è il punto di arrivo dopo 30 anni, ma dovrebbe essere il punto di partenza per qualcos'altro. Come ricordava prima il commissario Ortolan, c'è stato Gaspare Spatuzza che nel 2008 ha iniziato a parlare, ha smontato, le sue dichiarazioni hanno smontato i processi che ci sono stati prima, il Borsellino 1 e il Borsellino bis, una parte. C'è il depistaggio e c'è la famiglia Borsellino, c'è la figura in particolar modo di Fiammetta Borsellino, che emerge dopo 25 anni di silenzi, perché lei dopo 25 anni decide di parlare, perché a un certo punto è stanca. Penso io, mia opinione, un po' ho la fortuna anche di conoscerla, Fiammetta, però penso io che fosse anche stanca del fatto che tutti parlassero di suo padre e a volte straparlassero. Per non concludere niente. Per non concludere niente. Lei si riappropria anche del fatto di essere la figlia del dottor Borsellino e lo fa sbaragliando tutti perché decide di parlare con i Graviano, ovvero coloro che sono stati implicati e li va a trovare in carcere. Gli autori. Sono stati gli autori, ma li va a trovare in carcere. E nel libro, che giustamente avete ricordato che è appena uscito, Fiammetta Borsellino racconta cosa è stato anche per i Graviano l'incontro con Fiammetta Borsellino. Allora la interrompo perché abbiamo il secondo punto che parla di questo e poi commentiamo di nuovo. Perfetto. Allora mandiamo in onda il secondo contributo, Melati, Fiammetta e i fratelli Graviano. Facciamo un passo indietro e torniamo a una notizia che Piero Melati, in omaggio alla sua deontologia di giornalista, non ha pubblicato. Una notizia importante che molti altri giornalisti non avrebbero esitato a pubblicare e che riguarda un incontro avvenuto a porte chiuse in un carcere fra un esponente della famiglia Borsellino e un esponente della famiglia Graviano. I due fratelli Graviano. Come andò? Come è andata? Che sono accusati di essere stati gli esecutori materiali della strage di Via D'Amelio. Qui va ricordato esattamente il contesto generale. Fiammetta Borsellino decide di fare questa cosa senza precedenti, che ha precedenti solo nella storia del terrorismo. C'è la vittima che va a incontrare i suoi carnefici e lo fa, mi spiega, mi racconta,
per un suo percorso personale, quasi per compensare al tradimento delle istituzioni in questi 30 anni, per fare qualcosa con le sue proprie mani, per colmare quella che, diciamo, lì tutti gli esperti concordano, è stata una mutilazione, quella della morte del padre. Solitamente in questi casi poi si ha attorno la società, le istituzioni, ti coccolano, ti aiutano, e a loro è successo l'opposto ai figli di Borsellino. Si sono trovati isolati, traditi da un depistaggio, calunniati, spesso insultati. Credo che in questa dimensione lei abbia maturato la scelta di fare questo percorso dicendosi e raccontandomi che non voleva farlo per perdonarli, non voleva farlo per odiarli, non voleva farlo per avere verità, perché non credeva che loro gli avrebbero detto chissà quali verità, ma voleva fare esattamente come faceva suo padre, incontrare l'altro da sé, quello che abitualmente riteniamo essere il mostro, ce lo teniamo ben a distanza. Invece proprio la letteratura ci spiega tante volte, Musil in testa, che il mostro è la pietra di paragone di una società e che è proprio connesso alla società stessa. Lei è andata a toccare questo anello di congiunzione tra il mostro e il nostro modo di vivere, quello che siamo noi. Maurizio Ortolà, questa unione tra il mostro e la vita normale, ma lei ha avuto un sacco di rapporti con i mostri, li ha visti da vicino. Che esperienza, che sensazione aveva quando lei ha incontrato questi personaggi che sono responsabili di decine, centinaia di persone che sono morte solo perché per i loro sporchi interessi? Guardi, una bella domanda questa, veramente una bella domanda. Devo dire una cosa, sono uomini, lo sa? Dall'altra parte non sono mostri, perché come siamo uomini noi, da questa parte noi ci definiamo appartenenti al cosiddetto bene, dall'altra parte ci sono uomini che sono esattamente come noi, hanno vizi, hanno difetti, hanno anche pregi, tra l'altro. Hanno anche pregi. Io ho conosciuto uomini d'onore, ho conosciuto responsabili, cioè c'è persone che hanno 25 omicidi sulle spalle, con le quali comunque sono riuscito a sviluppare un rapporto, non dico confidenziale, ma un rapporto comunque che andava al di là rispetto... Perché voglio spiegare una cosa, per noi che siamo sempre nati, vissuti e cresciuti da questa parte, in una società che noi definiamo giusta, anche perché è una definizione che facciamo noi a nostro uso e consumo, e per noi è facile giudicare quelli che sono dall'altra parte con il nostro metro. Ma per fare un esempio, chi nasce in una realtà degradata, in una realtà in cui non ci sono alternative, non ci sono scelte, è molto più facile cadere in una tentazione di una vita più facile, è molto più facile seguire certi cattivi insegnamenti in mancanza di insegnamenti buoni. Prima giustamente si è citato Padre Pino Puglisi. Padre Pino Puglisi non è che venga ucciso in risposta, con tutto il rispetto per il discorso del Santo Padre nella Valle dei Templi. Padre Pino Puglisi lo ammazzano perché lui a Brancaccio sottrae manovalanza ai fratelli Graviano, che sono i padroni di Brancaccio. Quando lui apre l'oratorio e la gente si riunisce e riceve dei buoni insegnamenti, i fratelli Graviano non ci possono stare una cosa del genere, e quindi ecco perché viene ammazzato Padre Pino Puglisi, perché il discorso nella Valle dei Templi, tutto sommato, Cosa Nostra non è che abbia dato tutto questo grande peso. C'è un bellissimo libro che ha scritto la professoressa Alessandra Dino, è una sociologa, insegna all'Università di Palermo, è intitolato La mafia devota, e traccia una storia un po' di tutto quello che è stato il rapporto perverso che c'è sempre stato fra istituzioni religiose o pseudo-religiose o parareligiose e Cosa Nostra siciliana, ma non soltanto Cosa Nostra, tutte le organizzazioni criminali si appoggiano in qualche modo a certi aspetti esteriori della religione, perché la religione, come è sempre stato storicamente un mezzo di controllo del popolo, allo stesso modo è un mezzo di controllo che viene utilizzato anche dalle organizzazioni criminali.
Quindi la gestione delle processioni, gli inchini sotto la casa del boss, e i pochi sacerdoti, i pochi prelati che si sono opposti a queste cose. Io mi rifaccio Don Peppe Diana, cioè ce ne sono diversi esempi. Chi si oppone a questo aspetto è quello che paga, e padre Pino Puglisi muore per questo motivo. Quindi i mostri sì, sono mostri, però certe volte noi molti mostri ce li abbiamo dentro casa. Dovremmo fare prima di tutto i conti con i nostri mostri, quelli che noi abbiamo in casa, prima di poter scagliare le nostre pietre e le nostre armi contro gli altri mostri. Fermo restando che non è che voglia mettere in discussione ovviamente cos'è il bene e cos'è il male, perché sono dei principi etici che vanno al di sopra di tutto, ovviamente, non si uccide, tanto per dirne una. Però io quello che ho imparato anche assistendo ai rapporti che avevano il dottor Borsellino e il dottor Falcone quando interrogavano questi mostri, non era un atteggiamento del giudice, ecco, era l'atteggiamento di un magistrato che intendeva capire, che voleva capire nell'interesse della società e nell'interesse stesso del mostro. Certo. Perché anche il mostro va comunque rieducato, non va soltanto rinchiuso e isolato. E bene ha fatto finalmente a Borsellino a cercare di incontrarlo questo mostro, perché il primo conto che dobbiamo fare, secondo me, è il mostro che abbiamo noi dentro, noi stessi. Certo, grazie. Luigi Tellatin. No, volevo soltanto puntualizzare, conosco bene anch'io il libro scritto dalla dottoressa di Palermo della mafia devota, lo conosco molto bene, ma anche credo quello è uno degli aspetti che io ho approfondito. E il problema della morte di Don Pino cronologicamente è un problema che sembra, da un punto di vista cronologico, dopo sono anch'io dell'avviso che non è stato ucciso perché il Papa ha parlato, da un punto di vista dei contenuti, perché conosco troppo bene la storia di Don Pino Pugliesi e quante volte sono andato nella casa che lui aveva chiamato Padre Nostro e che quindi quello che ha fatto a Brancaccio, io sono andato più volte, il gruppo di ragazzi che ha tolto dalla strada, perché togliere i ragazzi dalla strada vuol dire togliere braccia alla mafia, e certo, questo è stato estremamente importante. E poi l'attività che lui faceva anche dal punto di vista sociopolitico. Ecco, allora tante volte si confonde la religione, che deriva da relegare, da mettere insieme, e su questo ci sono stati un sacco di equivoci e anche un sacco di rapporti tra la mafia e un certo tipo di religiosità. Questi sono uomini di fede. Don Peppe Diana, io sono andato più volte sulla sua tomba, e quando lui dice per amore del mio popolo non tacerò, dice questo. E voglio dire anche un'altra cosa poi sul discorso di queste persone, perché ci hanno insegnato, per esempio Falcone e Borsellino, ci hanno insegnato un grandissimo rispetto per le persone. Questo è vero, quello che diceva Maurizio Ortolani. Ci hanno insegnato un grandissimo rispetto. Io ho avuto l'opportunità, dopo che si è pentito Giovanni Brusca, di porre una domanda, perché Giovanni Brusca si è autoaccusato di 120 o 123 per la precisione, mi pare, omicidi diretti, e dopo ci sono quelli indiretti, no? E allora io volevo chiedere a lui come fa un uomo arrivare a questi livelli, a proposito di mostri, no? Sì. E la risposta che mi è stata data da lui mi ha risposto: io non pensavo e non sapevo che ci fosse un modo di vivere diverso, perché evidentemente i contesti nei quali tu nasci e i contesti nei quali tu cresci e nei quali tu prendi indirizzi e conoscenze orientano la tua vita.
E Giovanni Brusca, purtroppo, no, è caduto dentro a questo meccanismo. E in effetti, no, e poi questo Giovanni Brusca diceva: io non sapevo che si potesse vivere in maniera diversa. E questo è una cosa che mi ha lasciato perplesso, perché ce l'avevo quasi davanti. Ma diciamo che più volte siamo entrati in questo argomento nella trasmissione di TV7 Match. C'è una storia che dobbiamo prendere in considerazione. È una storia che purtroppo va contro quello che è il concetto di patria, il concetto di nazione, eccetera, che è la storia dell'unità d'Italia. Con la storia dell'unità d'Italia il Sud è stato macellato, è stato distrutto economicamente, eticamente da il Nord, e lo continua a fare, perché la mafia da sempre rendeva conto a chi del Nord investiva e restituiva naturalmente. E parliamo, molti di noi, molti dei spettatori non lo sanno, c'era la Cassa del Mezzogiorno, parliamo di migliaia di miliardi che venivano investiti al Sud, venivano riciclati attraverso la mafia e restituiti ai partiti che con la legge Cencelli avevano la restituzione in percentuale al potere politico che avevano. Ecco. Però ricordiamo che la mafia nasce nel Sud perché viene privata della sua cultura. Il Sud, la Sicilia aveva una grande cultura, Napoli era il centro culturale d'Italia. Sì. All'epoca dei Borboni il delta, l'economia di Napoli superava quella di tutta Italia messa insieme. È stata capovolta. Il signor Garibaldi ha trovato nel Banco di Sicilia la modica cifra attualizzata in euro di 2,5 miliardi di euro dentro una banca, il Banco di Sicilia di Palermo. Vi dà l'idea di quanti soldi era in grado. Non è rimasto nulla. Il direttore della banca fu eletto un certo Ippolito Nievo Padovano, che poi affondò con quello che stava portando a Napoli, ma non si sa, poi cercarono questa nave ma non riuscirono a trovare. Ma uno dei fatti che indica il terrorismo che il Nord ha fatto nei confronti del Sud è per esempio il taglio degli alberi, dei gelsi, perché il Sud produceva moltissima seta, era una delle economie. E c'è stato l'ordine di tagliare i gelsi, così non c'era più concorrenza del Sud nei confronti del Nord, e il Nord produceva, nella zona di Milano eccetera, produceva seta, adesso non più perché non più economicamente. Bacchi da seta, ma ricordiamo anche un altro aspetto, i frati di Mazzarino. Chi ha memoria di questi frati di Mazzarino? Professor Rossi? Oddio, mi prende impreparato. I frati di Mazzarino sono dei frati che vanno a fare la questua con la Lupara. Sì. E poi nascono dei processi che vengono, anche in questo caso, vengono archiviati, c'è qualche morto a cui si viene data la colpa. C'è un giornalista che si occupò dei frati di Mazzarino, che si chiamava Cosimo Cristina, che fu il primo giornalista suicidato dalla mafia, su cui non c'è ovviamente verità, che fu ammazzato il 5 maggio 1963, se non ricordo male, 63, e il suo corpo fu ritrovato sui binari, e a ritrovarlo fu il padre che lavorava nelle ferrovie. Tra l'altro i colleghi non lo fecero avvicinare, ma ricordo appunto la figura di Cosimo Cristina, perché era un giovane giornalista, neanche 30 anni, conosciuto come il giornalista col papillon, perché aveva il papillon, collaborava con l'Ora e aveva fondato un giornale locale, e questo mi appassiona la figura di Cosimo Cristina, perché ci ricorda l'importanza dei quotidiani locali, che riescono a cogliere quello che i quotidiani nazionali tralasciano per ovvi e altri motivi, ma lui invece con caparbietà aveva seguito il caso, e non soltanto
del 63, ma la questione dei fatti di Mazzarino sarebbe ritornata anche più avanti negli anni 70 e anni 80, ma qui la mia memoria in questo momento si ferma, perché volevo chiudere col discorso che diceva prima anche Maurizio, il Don Luigi del mostro, no? Sì. Il fatto di avere di nuovo a che fare con il mostro è molto importante, perché ci fa capire che la mafia non è il mostro delle favole, l'uomo nero delle favole, ma è qualcosa di molto vicino a noi. È a sua volta una vittima. Non soltanto. È una vittima di una società che non riesce a integrarlo. Non sempre. E quindi il discorso è proprio questo, che riportandoci a quando dicevamo il discorso dei giovani, no? È importante far capire che la mafia non è chissà che cosa, ma è qualcosa di molto vicino a noi. È importante parlarne con i giovani ragazzi del Veneto, no? Che non sanno, hanno l'idea della mafia di Totò Riina, che è una mafia che non esiste più. E quindi far capire che la mafia è molto più simile a noi piuttosto che ai mostri delle favole, ecco, questo farlo capire anche agli imprenditori del Veneto che qualche volta ci fanno affari, magari prima di cascarci ovviamente, è molto importante, no? Come diceva il procuratore della distrettuale antimafia, il procuratore Cherchi, che diceva ci sono gli imprenditori che ormai non possono più dire di non conoscere le mafie, perché sanno come sono fatte, non sono i mostri delle favole. Guarda, io posso aggiungere. Sì, ma dovremmo andare avanti. dopo le lascio la possibilità, perché se no di mafia dovremmo parlarne una settimana. Allora, facciamo il terzo intervento. Melati, Sciascia, i professionisti dell'antimafia. Modo del racconto della criminalità organizzata si sono fatte a volte letteratura, a partire da quel giorno della civetta su cui Melati ha scritto e che viene rievocato anche in un capitolo nel quale si fa cenno al famoso articolo di Sciascia, quello sui professionisti dell'antimafia, che segnò una frattura tra un esponente della società civile in qualche modo e una certa parte della magistratura. È bellissima questa cosa, perché se ne parla ancora oggi. 30 anni dopo, più di 30 anni dopo, dell'articolo di Sciascia. Quando Sciascia scrive il famoso articolo sui professionisti dell'antimafia, è come se una bomba letteraria cada sul maxi processo di Palermo, perché esce in piena celebrazione. Il bersaglio è Borsellino se ne dispiacerà moltissimo. Avranno un chiarimento, c'è una famosa foto che li vede, in una delle rarissime foto in cui Leonardo Sciascia sorride parlando con Borsellino. È una storia di paradossi continui, perché a un certo punto si dice Sciascia fu profetico, perché disse che sarebbero arrivati i professionisti dell'antimafia, cioè questi che senza arte né parte diventano esperti di qualcosa. Lui diceva di una materia di cui non c'è nulla di scritto, la mafia non lascia documenti, come fanno a fare cattedre universitarie. Però ha sbagliato bersaglio, non era Borsellino il problema. Paradosso su paradosso, la moglie di Paolo Borsellino, la signora Agnese, dirà prima di morire che suo marito si dispiacque molto di quell'articolo, ma Sciascia aveva ragione, perché intanto cominciò a conoscere nei primi anni, successivi alla strage di Via D'Amelio, quelli che poi chiameremo nell'epoca successiva i professionisti dell'antimafia. Il paradosso è, secondo me, racchiuso nella cornicetta che Cercas ha nel suo studio a Barcellona. Lui dice, l'ho messa in cornice perché penso che il dubbio, le domande, bisogna buttarle dentro il proprio campo, non nel campo avversario, dove è ovvio che ti diranno che non sono d'accordo, ma i dubbi e la possibilità di fare funzionare la ragione, di illuminare le cose, io devo buttarli nel mio campo di appartenenza, ed è esattamente quello che Sciascia ha fatto. È, doloroso per l'iter che ha avuto questa vicenda, ma paradossalmente positivo, secondo me, che ancora se ne parli, che ancora sia un nervo scoperto. Vuole commentare questa affermazione? No, ma io credo che sia importantissimo parlarne, e credo che emerga dalla storia di Borsellino e di Falcone, emerge proprio questo aspetto qua, è importantissimo, che nel momento in cui noi stendiamo un velo sulla mafia e non ne parliamo, la mafia è scritto dappertutto che la mafia adora
coloro che si fanno i fatti propri. Certo. Questa è la logica. E io ricordo, ho avuto la fortuna di lavorare, Nino Caponetto, Sì. quando poi è andato in pensione, dopo purtroppo i fatti, ha incominciato a girare l'Italia, è venuto nel Veneto e più volte è venuto con me nelle scuole a incontrare i ragazzi. Allora io ricordo, e diventa emblematico questo, in una scuola a Vicenza, anzi eravamo in una sala cinema e c'erano 500 studenti, lui ha presentato un po' la sua storia ed parlava come un nonno. Ecco, qui per esempio, se uno conosce queste persone, certamente non era un professionista dell'antimafia, Nino Caponetto. È uno che ha dedicato la sua vita a questo, e ai ragazzi, che poi un ragazzo gli chiedeva: ma noi, senta magistrato, ma noi, ricordo un ragazzo di 15 anni, si è alzato e ha detto: ma noi qui a Vicenza che cos'è che possiamo fare? E lui, con una saggezza e una calma, ha detto: come ti chiami? Stefano. Ben guarda Stefano, incomincia da domani a pagare il biglietto del tram. Quindi dal piccolo si arriva poi al grande. Ma credo che comunque la mafia è un fenomeno voluto, gestito, necessario per la politica italiana dell'epoca. Sicuramente serviva alla politica. Però guardi, direttore, senta, io sono anche affascinato, adesso non lo so, quelli che hanno vissuto, io sono andato più volte a Palermo, io sono stato dall'85 al 90. C'è stata la primavera di Palermo, sì o no? E quindi ci sono stati dei momenti estremamente significativi, no? Che poi sia stata una cosa più apparente che... Ecco, sì, posso dire, Ermanno, sì, prego, posso dire una sì, cosa? Prego. Chiedo scusa. Allora, io, e qua ognuno racconta le sue storie personali, io quando avevo 20 anni ho avuto una lunga corrispondenza, prima per lettere, poi per conoscenza personale, con Leoluca Orlando, che mi ha anche invitato a Palermo, perché all'epoca, eravamo nel 95, nel 96, avevo in mente un progetto che poteva e avrebbe dovuto portare alla nascita di un istituto storico della Resistenza a Palermo, e si chiedeva fra me e lui: ma qua la Resistenza non c'è stata, che senso potrebbe avere? Poi era un'idea primitiva, fu portata avanti dagli altri, però io l'ho conosciuto di persona, Luca Orlando. Anch'io, Allora, io devo essere sincero, Don Luigi, io dimmi. Non lo so. Quando Sciascia parlava dei professionisti dell'antimafia, io quando mi sono avvicinato a lui avevo 23-24 anni, mi ispirava una naturale simpatia. L'ho conosciuto che non avevo ancora 30 anni, quindi ho avuto anche l'occasione di conoscerlo in quella fase in cui era davvero uno dei protagonisti politici di Palermo. Poi l'ho rivisto, riproposto adesso. Io non lo so. Cioè, quando si dice, quando penso a quelli che hanno fatto una carriera politica sull'antimafia, mi viene anche da dire: lui da che collaboratori si è circondato? Perché guardiamo bene quelli che erano gli assessori delle giunte della primavera palermitana, e poi anche l'ultima tornata di questi assessori. Cioè, siamo passati da una stagione in cui oggettivamente c'era una riflessione popolare, anche una rivolta popolare che è stata guidata politicamente. Però permettetemi, l'ultimo Luca Orlando che ho visto era un caravanserraglio. Sono d'accordo. Era un caravanserraglio, era una mangiatoia. Palermo, non c'è da stupirsi che ha vinto chi ha vinto, perché purtroppo l'ultima stagione di Luca Orlando è stata una mangiatoia. Una mangiatoia. Certo. E io quest'uomo l'ho conosciuto, quindi se uno mi dovesse chiedere che opinione ne hai, la risposta è: dopo tanti anni, sinceramente non lo so. Certo. La simpatia personale è rimasta, però faccio molta fatica
faccio molta fatica. Sì, è molto diverso, molto diverso. È l'evoluzione, Il senso- l'evoluzione. Io chiederei a Ortolan di sottolineare un aspetto. Il silenzio, sul silenzio cresce e vive la mafia. Assolutamente, del resto è una verità abbastanza ovvia, basta contare i morti. Quali sono i morti diciamo più importanti dal punto di vista dell'organizzazione criminale? Bisogna mettere il silenziatore a quelli che fanno educazione, a quelli che fanno informazione e poi in ultima analisi a quelli che fanno repressione. Ecco perché la mafia colpisce giornalisti e quanti ne ha colpiti, ecco perché la mafia colpisce educatori e quanti ne ha colpiti. Ecco perché in ultima analisi alla fine extrema ratio, come si dice, la mafia colpisce chi si occupa di repressione. Quando non basta, diciamo, colpire quelli che formano le nuove generazioni e quelli che informano l'opinione pubblica, quelli che curano le associazioni, ecco lì che colpiscono poi quelli che si occupano di repressione. E questo valeva però fino a un certo punto, perché adesso, come giustamente si è fatto notare in precedenza, c'è stata questa evoluzione e adesso vediamo che la mafia non si preoccupa più di certe cose. Adesso la mafia è diventata antimafia, l'abbiamo visto col caso Montante che già è arrivato in secondo grado a Caltanissetta, cioè quello è stato un capolavoro dell'organizzazione mafiosa, cioè mettere una propria pedina al vertice di un sistema che sulla carta impersonava tutta l'antimafia ed era trasversale, tanto da ingannare, coinvolgere anche personaggi delle istituzioni. Montante andava spesso a pranzo capo della polizia con Manganelli, tanto per dirne uno, ma con 1000 altri. E questo è un capolavoro del trasformismo di Cosa Nostra e per questo è tanto più pericolosa oggi Cosa Nostra rispetto alla Cosa Nostra che sparava, che ammazzava e che compiva le stragi, perché all'epoca per noi investigatori era molto più facile mettere lo spartiacque e dire da questa parte i buoni, dall'altra i cattivi, chi spara è cattivo, di questa parte i buoni. Adesso ci vuole una mentalità investigativa assai più acuta per andare a separare il grano dall'olio, per utilizzare qualcosa. Il reverendo, diciamo, è familiare al reverendo. Grazie del reverendo. Quindi è proprio difficile, è proprio diventato molto più difficile e mancano, adesso purtroppo sottolineo questa cosa, mancano quelli che sono gli strumenti normativi per colpire questa nuova mafia. Perché sì, bellissimo il 41 bis, bellissimo il discorso del sequestro dei beni 416 bis. Ma adesso noi abbiamo il problema della corruzione, della concussione, dell'abuso d'ufficio, delle turbative d'asta. Questo è il problema. Adesso bisogna estendere la normativa della Rognoni La Torre a quella che è la società civile. Perché noi ormai, le mafie, il problema ce l'abbiamo in casa, dentro la bottega nostra. È lì che dobbiamo andare a vedere. Perché la mafia non spara, non è una mafia che è sparita, è la mafia che è lì e va colpita diversamente, con gli stessi modelli che avevamo, ma aggiornandoli. Grazie. Allora passiamo al prossimo punto, che è il punto più tragico dell'epoca, quando Melati parla delle stragi del 92 e su questo naturalmente andremo a fondo. Prego. No, quello dopo. Numero 6. Se c'è il 6 o il 5. Melati ha usato una delle parole chiave anche per comprendere, diciamo, la difficoltà nel raccontare oggi la mafia, che è narrazione. La mafia è stata nel suo racconto informata da un'epica che a volte sembrava rifarsi al Padrino, per esempio. Quando è diventata altro e ha mostrato di sapersi adattare, trasformare, ha migrato al nord, si è infiltrata nei consigli di amministrazione, forse sono mancate le parole un pochino per raccontare quel cortocircuito. Decisamente. E ci è mancato di raccontare quello che è accaduto, perché probabilmente la cosa che tu hai indicato è forse la radice delle stragi del 92, cioè il fatto che la mafia stesse mutando, stesse tentando di diventare un'altra cosa, stesse inseguendo il sogno di sedersi nei salotti buoni.
Io penso spesso che noi ci diciamo la storia dell'antimafia comincia con le rivelazioni del famoso pentito Tommaso Buscetta che ha consentito di costruire il maxi processo di Palermo. Io oggi mi dico che forse la storia della mafia moderna comincia forse con la bancarotta di Michele Sindona, con il caso di Roberto Calvi e ahimè con un terzo caso sottovalutato, sebbene anche questo supportato oggi da sentenza della Cassazione, che è quello di Raul Gardini e del suo suicidio, che lo stesso giudice di Mani Pulite e Di Pietro dice di ritenere più legato all'ombra della mafia che a quella dei suoi interrogatori su Tangentopoli. Qui c'è mancata nettamente la narrazione e c'è stato un cortocircuito che, diciamo, a un certo punto arriva anche a Sciascia in qualche maniera. È triste da pensare che succedano queste cose. Francesco Trota ci vuol parlare di questo il 92 l'economia è legata alla mafia e la mafia all'economia. Il 92, direttore, è l'anno che cambia la storia dell'Italia. Spesso, almeno fino a pochi anni fa, non c'era, come ricordavamo prima, non c'era questa voglia di collegare. Ma perché nel 92 e non per esempio durante il grande processo di mafia, quindi il primo grado, secondo grado, Cassazione, proprio nel 92 perché nel 92... Borsellino e Falcone sono arrivati alla politica? Beh, perché nel 92, attenzione, il maxi processo arriva in Cassazione proprio nel 92. Sì. E nel 92 a dicembre, a marzo la mafia lancia il messaggio alla politica, si rivolge ammazzando Salvo Lima il 12 marzo a Mondello. Dopodiché noi avevamo le elezioni del Presidente della Repubblica che si svolgono in un clima surreale. Ma chi era candidato a diventare Presidente Giulio della Repubblica? Giulio Andreotti. Sì. E infatti, come ricorda il giornalista Attilio Bolzoni, che anche il commissario Ortolan conosce bene, secondo Bolzoni la strage di Capaci è un effetto stabilizzante perché Giulio Andreotti viene politicamente eliminato, si sceglie un altro Presidente della Repubblica che è Oscar Luigi Scalfaro. Sì. In quei 57 giorni che corrono tra il 23 maggio e il 19 luglio succede di tutto a Palermo, ma è una storia poco raccontata, perché è una storia poco raccontata che ha a livello anche di ripercussioni italiane, ovvero di quello che succede attorno a Borsellino, un Borsellino sempre più isolato, con divergenze con il procuratore capo Giammanco, che si dimentica di avvisarlo di un rapporto che diciamo che ci sono delle minacce e tra le figure minacciate c'è lo stesso Borsellino lo viene a sapere in aeroporto. Poi c'è il 13 luglio arriva il tritolo a Palermo, il 19 luglio c'è la strage di Via D'Amelio e la strage di Via D'Amelio è un effetto destabilizzante che avviene troppo presto. Contemporaneamente nel nord abbiamo Milano, abbiamo Tangentopoli, dall'altra parte però la figlia del dottor Borsellino, Fiammetta Borsellino, dice anche un'altra cosa, dice il 25 giugno quando il padre Paolo Borsellino incontra ufficiosamente alla caserma dei Carabinieri di Carini Mario Mori ed Edonno, viene a sapere di questo rapporto che è il rapporto mafia-appalti, che verrà archiviato prestissimo dai magistrati della Procura di Palermo. E Procura di Palermo che poi perseguirà, manterrà una linea costante che è quella della trattativa Stato-mafia, che si conclude in primo grado con le condanne e in secondo grado con le assoluzioni. E abbiamo dei vari cortocircuiti. Dice bene Piero Melati quando dice c'è un collegamento molto importante che è quello di Raul Gardini, che ci potrebbe ricollegare a quell'informativa, a quel rapporto di Ross che ritroviamo appunto essere mafia appalti. Lo hanno suicidato. Come si suicidano molte persone, come la mafia suicidava molte persone ai tempi degli anni 60 e 70. Ed è una mafia che da allora, dopo le stragi in continente, parlo dal punto di vista storico, decide poi, dopo la caduta degli ultimi corleonesi, a parte Bernardo Provenzano e a parte Matteo Messina Denaro, è una mafia che cambia volto, è una mafia che si sommerge
adotta la tecnica della sommersione, scompare e torna alle radici a essere la mafia pre-corleonese. Ecco, ed è una mafia che si evolve, sta nel mercato, sta nell'economia, infiltra e si radica non soltanto sui territori, ma si radica. Cioè, usiamo questo termine, no? Perché infiltrazione è un termine riduttivo, si radica proprio nell'economia, ancora di più, fa parte integrante dell'economia. Fa parte integrante dell'economia. E penso che qua il commissario Ortolan, vorrei un parere del commissario che ne sa tante, secondo me. Prego, Ortolan, la domanda a lei, se può rispondere alla richiesta di Trotta. Non ti sentiamo. Deve avere il microfono spento. Ecco. Eccoci qua. Allora, è quello che sostenevo prima. In buona sostanza adesso noi abbiamo il morto dentro casa e non ce ne rendiamo ancora conto. E se ritardiamo ancora a dotarci di quelle che sono le contromisure legislative per poter consentire a chi indaga, ai magistrati, alle forze dell'ordine, di andare a colpire questo fenomeno, queste radici che ormai stanno dentro casa, sarà sempre più difficile togliersele di turno, perché con la seconda generazione di mafiosi allevati e cullati e coccolati all'interno di istituzioni, di centri comunque economici e centri di potere, il denaro è qualcosa che si pulisce in maniera molto facile. È molto facile poi arrivare alla seconda generazione, ai figli degli ex mafiosi, quelli che ormai diventa impossibile, bisogna colpire adesso, bisogna stare con 10.000 occhi aperti, e invece io scorgo segnali che vanno in tutt'altra direzione. Io vedo allentamenti dei controlli in nome della liberalizzazione dell'economia, perché i soldi devono girare, ma lo Stato deve controllare, cavoli, lo Stato deve controllare ciò che ha al proprio interno, deve effettuare una disamina quotidiana, oserei dire, di tutti coloro che lavorano all'interno delle istituzioni, e deve essere inflessibile per chi sta all'interno. Al minimo sospetto bisogna comunque mettere in stand-by, con tutte le garanzie possibili, certo, ma mettere in stand-by chi comunque incappa nelle maglie della giustizia, altro che garantismo al terzo grado, la Cassazione e quant'altro. Diceva lo stesso giudice Borsellino all'epoca, sì, è vero, esiste la giustizia, eccetera, ma esiste anche un'etica, esiste l'etica che dovrebbe essere qualcosa che è anche al di sopra della giustizia. E quindi lo Stato dovrebbe essere prima di tutto essere uno Stato etico, che di fronte a un sospetto preferisce salvaguardare la propria dignità e la propria integrità. Io francamente non lo vedo. Certo, grazie. E allora parliamo dell'ultimo contributo, numero 7, la Melati, la storia intorno a noi. Cosa potrebbe imparare oggi un ragazzo che non sappia molto delle storie di cui racconti nel libro, stando all'ombra del ficus millenario che c'è in Piazza Marina a Palermo? Intanto che attorno a quel ficus c'è un giardino che si chiama Garibaldi, dedicato allo sbarco dei 1000, che ai piedi delle inferriate di quel giardino è stato ucciso Gio Petrosino, il poliziotto italo-americano, uno dei primi grandi delitti di mafia. C'è dietro l'Osteria, il palazzo dell'Inquisizione, dà immediatamente l'immagine che la storia che è accaduta in passato gira intorno a noi. Poi l'ho citato perché lì ho avuto il primo incontro con Fiammetta quando mi ero deciso a scrivere il libro, e volevo però un parere, un conforto da parte dei figli del magistrato, e lì ai piedi di quel ficus Fiammetta mi ha detto: se ti senti di scrivere questo libro, se va bene a te va bene anche a noi. E allora siamo alla conclusione chiaramente di questa trasmissione, perché la mafia continuerà a navigare per i fatti suoi. Abbiamo uno Stato in grado di affrontare questo problema e di trovare un'alternativa economica per il Sud? Questa è la domanda che io faccio a Andrea Rossi. Il Sud soffre economicamente, il Sud continua a consumare fondi dello Stato
e non è in grado di essere autosufficiente. Parliamo della Sicilia, ma parliamo anche della Calabria e di tante altre regioni. Il nord produce, ma non è in grado, e quindi la nostra economia soffre. E allora questa è l'apertura verso un mondo che è un mondo di deregulation, cioè di mafia. Io su questo vorrei fare una considerazione, cioè in realtà a questo punto è una cosa che si innesta in se stessa. Io volevo tornare un secondo indietro su quello che ha detto Ortolano, ma qua purtroppo nessuno si è addentrato a raccontare che cos'è la magistratura oggi, e io mi chiedo il silenzio che c'è attorno alla questione del caso Palamara e tutto quello che è venuto fuori attorno al caso Palamara e quella che è diventata la magistratura di oggi. Perché è inutile che ci giriamo intorno. Qua possiamo anche avere le leggi più ferree del mondo, se poi ad applicarle sono dei personaggi come quelli che a cena si gestiscono le procure della Repubblica, dove possiamo anche fare una legislazione, voglio dire, di super emergenza, e poi dopo chi la applica questa legislazione? Gli amici di Palamara che si facevano a fette chi doveva andare dove? Ma di cosa stiamo parlando? Purtroppo è dentro le istituzioni, però a questo punto secondo me diventa erroneo, e poi faccio un commento sul Sud, diventa erroneo secondo me anche il concetto di mafia. Qua diventa un problema di cultura della legalità. Questo è il discorso, è sapere che cos'è e la cultura della legalità parte dalla cima, dalla politica e dalle grandi istituzioni, e finisce con i ragazzini che si portano l'hashish nello zaino e lo portano a scuola, e quelli lo fanno anche senza essere collegati a nessuna rete di mafia. Il Mezzogiorno, tutto quello che noi vediamo qui nel centro e nel nord Italia, tutto quello che sto dicendo è come se fosse amplificato con un megafono. Tutto quello che da noi è brusio, da loro diventa megafono. Noi abbiamo una crisi economica che è sotto gli occhi di tutti, loro vivono una crisi perpetua. Quello che per noi è stata l'ancora di salvezza per qualcuno, che è il reddito di cittadinanza, è diventato nel Mezzogiorno una forma strutturale di altro che deregulation, ma di fine di qualsiasi spontanea iniziativa a far crescere qualcosa. Cioè, qua per andare a cercare i voti si sono andati ad amplificare quelli che erano i difetti strutturali e culturali di quel Mezzogiorno. E io voglio dire, era De Pretis il primo alla fine dell'Ottocento a fare un rapporto sulla situazione del Mezzogiorno. Noi ci tiriamo dietro dei problemi da 150 anni. Cioè, dopo lo sfruttamento non siamo stati capaci di creare una classe dirigente, la classe dirigente del Mezzogiorno che è venuta fuori dalla Unità d'Italia in avanti, perché senza continuità è sempre stato il notabilato locale, salvo sporadiche eccezioni, e questo è, ma mi viene anche da dire, probabilmente in tutto questo, qualcuno dice l'errore della Sicilia è stato quello di concedere delle forme di autonomia locale fin troppo eccessive. Io la vedo in un modo diverso. Secondo me, se gli avessimo dato autonomia di bilancio, poi ognuno è capace di tirare sui pesci che riesce a tirare, e lo stesso valga per le altre regioni del Mezzogiorno. Io credo che facendo in questo modo, secondo me, si impara a nuotare se a un certo punto si toglie il salvagente, altrimenti non si impara mai a nuotare. E credo che in una stagione di crisi ci può anche essere una stagione di cambiamento in questo. Se diamo un po' di fiducia e ovviamente le condizioni per crescere, però a un certo punto bisogna toglierlo il salvagente. Bisogna toglierlo il salvagente, perché altrimenti non si impara mai a stare a galla. Non si impara mai a stare a galla. Certo. Ognuno si deve prendere le sue responsabilità. Avremo un'atrofia nello sviluppo della società, perché la società è tale per cui ciascuno deve concorrere a creare un beneficio all'altro, e questo è il fondamento del cristianesimo, giusto padre? Sì, io vorrei che concludessimo in maniera un po' più positiva. Io credo che in Italia ci siano le forze, le possibilità e anche le capacità per combattere la mafia, perché ci sono due rischi, no? Quello di dire che
la mafia non c'è, no? Oppure di dire che la mafia c'è dappertutto e le due cose coincidono. E questo è pericolosissimo. Allora, io che ho girato per esempio tutte le scuole del Veneto nel tempo, e quindi mediamente incontravo dai 10, 12, 13 mila ragazzi all'anno, io ho scoperto che c'è una forza che, se va coltivata e se trova le possibilità, credo che possa contrastare quella che è la cultura mafiosa, perché la cultura mafiosa che io ho studiato in Falcone e Borsellino è a 3 livelli. L'antimafia della repressione, perché la DIA, la DNA sono nate da loro, no? Ma c'è anche l'antimafia dei diritti, che è estremamente importante, perché più noi facciamo crescere una cultura dei diritti dentro la nostra società, dove i deboli hanno attenzione e vengono attenzionati. Per deboli, finché nel PIL dello Stato italiano c'è anche il 12% dei redditi della mafia, non si può. Bisogna fare chiarezza, qui bisogna fare chiarezza. E poi i diritti sono il diritto alla casa, alla salute, eccetera. Quando crescono questi diritti, la mafia, noi diciamo che la mafia è inutile. Perché la mafia deve diventare inutile, perché la mafia dà per privilegio quello che lo Stato non dà per diritto. Sì, questo è il problema. E questo è fondamentale. Poi c'è l'antimafia dell'educazione. Io lo dicevo sempre ai ragazzi, le famose 4C sono importanti, che sono la coerenza, la concretezza, la continuità e la cooperazione. In una società che è eccessivamente competitiva, è chiaro che la mafia si infiltra dappertutto, perché la mafia è competitiva, perché nasce per essere competitiva, perché è verticistica. E noi invece dobbiamo costruire una società altra, e io credo che sia possibile e ne abbiamo le forze. Io guardo con speranza nel futuro. Ci sono delle scuole e degli insegnanti che sono bravi, che si impegnano in questo senso a tutti i livelli, perché io di solito ho incontrato anche nel mese scorso bambini di quinta elementare con delle maestre eccezionali, certo, e fino all'università. Questo ci dà la dimensione che, e questo secondo me, ma è quello che diceva Paolo Borsellino, l'ultimo discorso che ha fatto Paolo Borsellino. Ho portato 3 righe, le posso leggere, no? Che sono estremamente importanti. Sono morti tutti, diceva, parlando di Falcone e degli uomini di scorta che erano con lui, e della Morvillo, della Francesca. Sono morti tutti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro, e questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci impongono sacrifici, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, collaborando con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo, anche nelle aule di giustizia. A proposito dei magistrati. Io passerei, se la interrompo, la parola a Maurizio Ortolan. E dopo la morte di Falcone e Borsellino, è stata mantenuta questa linea che Borsellino auspicava per combattere la mafia? Cioè, veramente si è continuato la linea Borsellino-Falcone, oppure tutto piano piano è andato sotto silenzio ed è stato coperto tutto da una coltre di anonimato? Ma guardando fatti storici, io vedo che 41 bis non esiste praticamente più. L'ergastolo stativo per chi decide di non collaborare con la giustizia ormai sta tramontando e a breve verrà dichiarato incostituzionale. Quindi
non c'è più il fine pena mai per quanto riguarda i mafiosi. Il sistema stesso del sequestro dei beni mafiosi ha subito dei colpi dal punto di vista della credibilità, di una gravità inaudita, con il problema della dottoressa Saguto, condannata anche in appello per qualcosa veramente che fa sì che gli italiani non credano più a uno Stato che mette al vertice di certi organismi così delicati persone che poi si comportano alla stregua di come si sarebbe comportato un qualunque mafioso, insomma. Quindi lo stesso discorso del carcere speciale dell'Asinara e quello di Pianosa sono stati chiusi, sì, si dirà per altri motivi. Il fatto sta che rientrava nel famoso elenco delle richieste che erano state fatte all'epoca della cosiddetta trattativa, che poi la trattativa non è che, ricordava giustamente Francesco Trotta prima, sì, sono stati assolti, d'accordo, ma perché? Non è stato detto da nessuna parte che non ci sia stata una trattativa. Probabilmente adesso aspetteremo le motivazioni che ritardano parecchio, però che una trattativa in qualche modo sia stata avviata, o che un discorso, un'interlocuzione fra lo Stato e Cosa Nostra ci sia stata. Quella stessa interlocuzione, si badi bene, che è stata sempre negata ferocemente all'epoca del terrorismo, quando si trattò di trattare per liberare eventualmente Aldo Moro. Quasi tutti si tirarono indietro e dissero che non esisteva la possibilità di trattare con le Brigate Rosse, non si trattò con le Brigate Rosse. E invece una forma di interlocuzione con Cosa Nostra, a quanto pare, a giudicare dai risultati, perlomeno, perché, ripeto, l'Asinara è chiusa, Pianosa è stata chiusa, il 41 bis è applicato in maniera sicuramente non come veniva applicato agli inizi, e quindi io temo che si sia intrapresa quella strada della normalizzazione. È vero, non abbiamo più stragi, non abbiamo più moltissimi omicidi, ma non vuol dire che siamo liberi dalla mafia, dalle mafie, anzi. Quindi diciamo che è giusto commemorare Borsellino e Falcone, ma commemorarlo e non dare seguito alle loro attività e ucciderli per la seconda volta. Francesco Trotta, per concludere. Un commento finale per quanto ha detto il dottor Rossi, completamente d'accordo nel fatto che c'è un problema anche di magistratura oggi, non ci sono più il dottor Falcone, il dottor Borsellino, il dottor Chelazzi, ci sono altri magistrati, ma che tipo di magistrati? Una scuola di c'è magistratura. Una scuola di magistratura. Vuol dire che il Borsellino e Falcone non appartengono a questa scuola e non appartenevano a correnti che ci sono all'interno della magistratura. Cosa fondamentale è che sì, da un lato abbiamo i casi come quello di Palamara, abbiamo avuto il caso, come ha ricordato Maurizio Ortolan, il caso della dottoressa Silvana Saguto, presidente delle misure di prevenzione al Tribunale di Palermo, condannata anche in appello, che gestiva in maniera indecorosa e grave i beni confiscati alla mafia. Però abbiamo anche magistrati capaci di indagare poi su questi magistrati. Voglio dire questo, che da un lato, perché voglio allacciarmi anche a quanto diceva Don Luigi Tratin, da un lato abbiamo il male, ma dall'altro dobbiamo ricordarci che abbiamo il bene, cioè abbiamo anche uno Stato capace di condannare uomini delle istituzioni. E ricordo, come proprio ha ricordato Maurizio, che diceva: ricordiamoci del caso Montante, il numero 2 di Confindustria, con delega alla legalità, che nella sua rete dell'antimafia tarocca ha fatto finire tutti, andava a pranzo, a cene con magistrati, giornalisti, membri delle associazioni importanti, stava per lanciare il kit della legalità. Era nel cuore di un boss di Cosa Nostra, eppure Montante è stato condannato anche in appello, condannato, e la giudice che l'ha condannato in primo grado, ha utilizzato un termine bellissimo, quello di Montante. Si parla di mafia trasparente, perché è una mafia che si vede e non si vede. Ecco, io voglio chiudere dicendo proprio questo: dobbiamo noi stessi educare i ragazzi a ricordarsi che loro sono lo Stato non è una cosa astratta come la mafia.
Grazie, grazie. E diceva Kennedy. È un argomento che dovrebbe durare ancora tempo, però il tempo fugge e allora ci salutiamo qui. Spero che i nostri telespettatori abbiano avuto modo di capire meglio quello che sta succedendo, che la mafia continua a imperare sotto sotto ad altri livelli e che bisogna che la giustizia si dia una mossa, perché non l'ha fatto con Borsellino Falcone, perché venivano vessati dai procuratori di Palermo e di altre entità, e quindi bisogna che l'Italia trovi una via diversa per crescere e per dare un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti. Certo. Prego. Certo, bene, ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi, Francesco Trotta, il professor Francesco Trotta in studio insieme a Don Luigi Tellatin, grazie anche a lei per aver partecipato. In collegamento salutiamo il professor Andrea Rossi, anzi il dottor Andrea Rossi, chiedo scusa, e in collegamento sempre anche Maurizio Ortolan. Grazie a tutti quanti voi per averci aiutato a sviscerare questo problema che ormai appunto continuiamo ad analizzare da tanto tempo e che continua a presentarsi anche con nuove forme e presentando anche nuovi problemi. Adesso noi ci fermiamo qui, andiamo un attimo in pubblicità, però per i nostri telespettatori torniamo subito con la nostra rubrica del Memento che questa sera dedicheremo alla crisi di governo. Tra poco.